Buonasera e ben chiatazzi a Novis. Si è trattato di una vera e propria spedizione punitiva che è succeduta in un sottopasso di Purcie. Un giovane di 19 anni è stato scurtissato al torace, intanto che i due fantasmi che ieri con lui hanno riportato feriti leggeri e sono già stati dimettuti dall'ospedale. Il 19enne invece è in condizioni tan gravi con prognosi riservate e in tesori prossimi patirà un intervento chirurgico. I tre hanno contato di una rapina finita male, ma da urda investigatori e sarebbe una spedizione punitiva smirata a colpire i tre odome il 19enne. I carabinieri di Sacile hanno arrestato gli autori di 5 robaris in inquietanti ditti de zone industriali di Brugnere. I malviventi avevano sfuarciato porti e barcons, portando via besse e robe elettroniche, ma anche mobili, bombulis di gas, ordenador, fornimenti di cantiere e anche un furgon. Sono stati chiatati grazie a che i tre cittadini rumeni sono residenze e sono stati riconosciuti colpevoli anche di 2 robaris succeduti a Preusdomini. I laris sono stati arrestati e portati in prigione in Austria per dopo essi estradati in Italia e essi portati in prigioni di Vignesi, Bellum e Trieste. E varrà di sta da a 3 giorni di rieducazione di Lunc de Sferis, la studentessa che ha aggredito una coetanea e sud di scuole. A decidirlo all'estate consigli di classe da Stringer, clamati in vie straordinarie dai dirigenti scolastiche Monica Napoli. Di Lunc dal Consiglio sono stati sin tutti i genitori delle vittime che anche mo non è tornato a scuole e dall'aggressore. La giovane varrà di assistere a 3 lezioni di educazione civica su violenze, media sociale, convivenza e civile. Incidente stradale grave a Fontane Fredde, dove un'anziana è stata chiappata sotto intanto che si chiattava insieme a sue biciclette. Te auto che l'ha chiappata sotto all'iere un giovane grave, feriti da persone di 80 anni che era in compagnia de figlie al momento dell'incidente. La femmina è stata trasportata a Udine intanto che dai rilevi si sono occupate le agenzie di polizie locali. Alleve a Chiace muniti di silenziador e visor notturni. Dopo 7 anni di investigazione e impostamenti, il chiacciatore armato, anche un tirador, è stato chiappato in azione dagli OMS de Forestal regionale tra i vignai di Quart di Rosacis. L'OMPA è stato denunziato intanto che gli strumenti illegali, proibiti per pratiche venatorie sono stati confiscati. Multato dal nucleo operativo per attività di vigilanza ambientale anche l'AMI che lo accompagnava di lungo de sos batudis, cagliere, cence, assicurazioni obbligatorie previo dude pai chiacciadors. Vue in Friuli Vignesi e Giulia su 4.426 provis e tampons sono stati chiatati 392 positività al Covid-19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, intanto che i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 84. Lo fa sapere la Direzione Centrale Salute Regione in tal bolletin quotidiano. Non si registra in decessi. Il numero complessivo delle persone morte dal principio della pandemia è 5.119. Il presidente della Regione e dell'Assemblea delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha domandato al governo di intervenire di nuovo sui prezzi dal carburante che sono tornati a passare la quota di 2 euro a litri. 2 anni in da ora, in tal 2020, il carburante al costava la metà. In Friuli Vignesi e Giulia è anche buon il sconto con la tessera carburante che sbasse di altri 30 centesimi il costo di benzina e dal diesel. A pagare, in particolare, la pena dagli aumenti di presit sono i settori dagli autotrasportatori e de pestie.
alla Viodut la partecipazione di quasi 1000 studenti di una cinquantina di classi de province di Udin, il progetto Sapremo, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie e de Questure insieme con la Prefettura, il Comune di Udine, Confindustrie Udine e Danieli di Buri. Al centro di Sapremo un percorso virtuoso incentrato sui stili di vita sans e legalità, di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, ma si è rivelato in tal corso dagli incontri anche di depressione e solitudine. Questo percorso, alla sclarito il questore di Udine, Manuela De Bernardin Stadoan, è nascuta appena dopo le morte tragiche di Alice Bros, la giovane di 18 anni setiata Cencevite in Taibagns de stazione di Udine, morte di overdose. Il Teatro Palamostre di Udine ha ospitato la consegna dai premi Paris multimedials o digitals fatti dai studenti, col primo premio calelata a una seconda dal Bertoni di Udine. La manifestazione Regine dai Vins Autochtons in Friuli Vignesi e Giulie e torna col suo programma completo dopo i 2 anni segnati di emergenze sanitarie. Dai 10 ai 12 di giugno si terrà la 89esima Fiera regionale dei Vins di Buri, tra gli rassegni più antichi in Italia, le Adi Salvin. Sede da Urde Tradizione, la magnifica villa di Topo Florio, il So Park Storic, più di 170 vins di 113 cantini che saranno proponuti in te enoteche, in te cercis, vuiadis e de vini buoni di Italia, che va in denat con la collaborazione di QBA una ventina di plus tra i ristoranti, le fucine e i laboratori de spar e a 40 vigni mens perdute l'estate. E con queste notizie alle tutte si torna a via di domani sera, sempre a 9 mancul vince. Mandi.